Ben ritrovati, oggi siamo in piazza del Foro e alle nostre spalle c'è la chiesa di San Zeno al Foro. Ve la raccontiamo brevemente. Centro antico. La chiesa di San Zeno al Foro è chiamata così perché sorge nella piazza del Foro romano di Brescia. Il culto di San Zeno è antico, è stato l'ottavo vescovo di Verona verso la metà del IV secolo d.C. ed è famoso come evangelizzatore dei pagani e come protettore dei pescatori d'acqua dolce, poiché pare che pescasse nell'Adige i pesci per il proprio pranzo. L'edificio originario è in stile romanico e risale al basso medioevo. L'attuale edificio invece è in stile barocco e fu consacrato il 16 agosto del 1745. La facciata è semplice ed elegante, di fattura veneziana, ed è preceduta da un breve sagrato con una bella cancellata in ferro e pilastri marmorei sormontati da putti e coppie di delfini attorcigliati che ricordano il nome del parroco che fece ricostruire la chiesa, il rettore Giovanni Pietro Dolfin. All'interno vi sono opere di Antonio Paglia, Francesco Monti, Giuseppe Tortelli e Giovan Battista Sassi. Sentite, il proverbio di oggi è particolarmente focoso. Quanche il briso, sta attento a meria col sedel bis. Fermi dove siete, a tra poco. Centro antico. Riprendiamo dalla chiesa di San Zeno al Foro. Quanche il briso, sta attento a meria col sedel bis. Quando il briso è mia col sedel bis. Cioè? È come si vede nato meno oltre nel 47. Erano buchi. Erano buchi, Raffaele. No, non erano buchi. Sedei che è nato me. Andiamo l'acqua col bastucco e sedei giù di Andi e giù di Re. Era per tanta l'acqua che la nante era. Bravo. Quando brucia bisogna stare attenti a non arrivare col secchio bucato. Quando brucia che è lo stomaco, no? No, magari un incendio. È meglio arrivare con un secchio pieno d'acqua che col buco. Lucio, domanda difficile. Cosa insegna questo proverbio? Di stare molto attenti a quello che si fa. Bravo, Lucio. Ovviamente. In attesa dell'autobus in compagnia di Antonio, quanche il briso, sta attento a meria col sedel bis. Quando c'è qualcosa che brucia, Sì, quando c'è un incendio, tu attento a non arrivare col secchio bucato. benissimo, col secchio coi buchi. Preparati per tempo. Bene, tu sei una persona che si prepara per tempo, Antonio? Cerco di farlo. Dice, vabbè, d'altronde qua da 3/4 d'ora aspettare il bus. Mi preparo con molta pazienza. Oh, sta arrivando? No, è l'altro. Ilaria sei tu? Oh, poi si dice che non ricordo i nomi. Quanche il briso, cara Ilaria, sta attento a meria col sedel bis. Quando brucia stai attento a non arrivare con la scudella buca, col secchio buco. Ilaria, qual è il prossimo esame che devi dare? Non lo so. Quello del conservatorio. Hai già 30, hai risposto bene. Sedere vuol dire sedere. Sedel vuol dire? Sedere. Quindi quando brucia stai attento a non arrivare col sedere buco. Bruciato. Cinzia ci hanno detto che tu sei particolarmente afferrata nel dialetto bresciano. Non è vero. Vediamo adesso, testiamo. Quanche il briso, sta attento a meria col sedel bis. Quando brucia stai attento a non arrivare col secchiello buco. Quello dello spumante. Sì. Terry, ogni giorno che passa sempre più giovane. Com'è il segreto di questa bellezza, Terry? Essere sempre allegre. Quanche il briso, cara Terry, sta attento a meria col sedel bis. Quando c'è un incendio bisogna essere preparati e non arrivare col secchio bucato. Questo lo facciamo fare ai pompieri allora questo detto. È meglio, sì. Però tu che sei donna esperta e preparata sai che c'è anche un significato metaforico. Quindi quando accade qualcosa di grave, di importante, sì. attenti a meria col sedel bis, cioè Impreparati. Va bene? va benone. Ecco. Bene, allora, quanche il briso sta attento a meria col sedel bis. Non quando brucia qualcosa il briso, no, quando c'è un incendio stai attento a non accorrere con un secchio buco. Insomma, questo è detto di operazioni inutili, va bene? Grazie amici, anche per oggi il nostro appuntamento si chiude qui, alla prossima.